È un'esperienza avanzata a livello europeo, perché quello che è successo in Veneto negli ultimi anni ha permesso a questo territorio di fare meglio di alcuni Länder tedeschi. Il raffronto non è azzardato e a farlo è il presidente di Legambiente Nazionale nel giorno in cui a Conegliano si certifica la sostenibilità del sistema di raccolta veneto, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato, sullo sfondo col piano regionale rifiuti che si sviluppa principalmente su 2 direttrici con una tempistica chiara. L'obiettivo è arrivare al 2030 abbandonando totalmente il ricorso alla discarica, che è un fatto epocale e che sarà raggiunto proprio qui in Veneto, e mantenendo il rifiuto secco rimanente in smaltimento esclusivamente attraverso i 3 termovalorizzatori che esistono già, senza alcun incremento di capacità di smaltimento. Per eccellere ancora però serve una precisa strategia. C'è da fare un lavoro sulla qualità delle raccolte per evitare le impurità che poi creano problemi agli impianti di riciclo, c'è da fare un lavoro sulla nuova impiantistica, bisogna realizzare gli impianti che producono biometano, bisogna realizzare gli impianti che recuperano tutte le terre rare che sono nella tecnologia che noi utilizziamo e che dismettiamo. Così eviteremo di importarle dalla Cina. Nuovi obiettivi quindi che dovranno vedere in prima fila i sindaci che per il momento ricevono e mostrano il loro meritato attestato. Un grazie ai cittadini che sono sempre esemplari nell'essere puntuali in una raccolta corretta che ci premia anche quest'anno.